Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente all'interno di una battaglia multiplayer classificata in compagnia di uno dei miei amici in Shogun 2 Total War. Infatti, come potete ben vedere, è una battaglia 2 contro 2 all'interno della mappa Gola di Oboke. Infatti il mio amico chiamato Christian G94 sta iniziando ad avanzare rispettivamente con il mio esercito, che è composto diversamente rispetto alle altre volte. Come potete ben vedere, dispongo di 3 unità di fanteria orso nero, 2 unità sono nuove reclute, quindi senza alcun potenziamento, perché i fondi non sono impostati nella maniera elevata, quindi a grandezza ricchezze massime. Invece ci ritroviamo con una grandezza fondi medi e un'unità di orso nero abbastanza potenziata di livello 7, con una notevole abilità nella ricarica e una notevole precisione. In seguito possiamo ritrovare anche i Koki Koyari, come potete ben vedere, delle unità da corpo a corpo, ovvero dei lancieri, e in seguito anche questi Shojitai, questi veri e propri macellai, questi spadaccini molto ma molto accurati nel combattimento corpo a corpo. Per quanto riguardano le mie cavallerie, diamo un'occhiatina dove si ritrovano sul frontone sinistro con appunto buone intenzioni per raggirare il nemico per quanto riguarda questa serie di colline che ritroviamo sulla parte sinistra della mappa. E come potete ben vedere, le mie unità di cavalleria si contraddistinguono in cavalleria della guardia dello Shogun, Kikon Yari e un'altra cavalleria della guardia dello Shogun. Queste cavallerie, ragazzi, sono delle unità particolari perché vengono denominate unità di elite, che sono capaci di ispirare le altre unità che hanno intorno, quindi sono un po' il fiore all'occhiello della mia cavalleria. Per quanto riguarda il mio nemico, potete vedere che dispone dei cannoni Parrot, ovvero delle unità di artiglieria che stanno cominciando a rompere un po' le scatole alle mie unità di fanteria, che come potete vedere i cannoni centrano il loro fuoco direttamente sull'unità più forte, e visto che il nemico attendeva le mie unità che dovevano necessariamente avvicinarsi per evitare numerose perdite da parte dei cannoni, un'unità è stata nettamente sconfitta. E così adesso invio gli Shojitai e i Koki Koyari direttamente in formazione allargata per cercare di intrattenere il fuoco su di essi ed evitarlo direttamente sulla fanteria. Per quanto riguarda il mio generale, si sta posizionando in posizione di attacco per far fuoco sul nemico direttamente, e approfittando di questo fatto la mia cavalleria, ovvero i Kikoyari, si stanno avvicinando sulla parte sinistra della collina per colpire il nemico dalle retrovie, mentre la mia cavalleria guardia dello Shogun sta attaccando il nemico dal frontone destro. Ed ecco che il nemico dispone anche esso delle unità di corpo a corpo, ovvero degli Shojitai, questi spadaccini molto efficaci nel corpo a corpo, che si stanno scontrando sotto il fuoco nemico, ovvero della fanteria di marina, che come potete vedere è un'unità molto particolare, ovviamente anch'essa unità di elite, e la fanteria orso nero seguita da un'altra fanteria di orso bianco. Potete vedere che la mia cavalleria è arrivata nettamente dalle retrovie del nemico e ha distrutto numerosi uomini, anche perché dispongo di un ottimo bonus di carica, e come potete vedere ormai il nemico, come possiamo dire, azzurrino ormai è andato, anche se all'inizio stava avendo un certo vantaggio. Per quanto riguarda il nemico e il mio alleato, potete ben vedere che dispone di numerose unità di fanteria orso bianco e orso nero e numerosi arcieri, come potete ben vedere. Infatti, nonostante il suo livello molto basso, ovvero un livello che si gira intorno al 3 e al 4, è riuscito a intrattenere il nemico nell'attesa che le mie unità arrivassero. E adesso che avviene lo scontro direttamente tra il generale nemico e un'unità di Kikon Yari abbastanza potenziata, infatti è di livello 4, che sta cercando di intrattenere le cavallerie in attesa quindi di eventuali rinforzi al mio alleato. Così cerco di riorganizzare tutte le unità possibili, come potete ben vedere, le unità di spada che ancora sono intatte e qualche unità di fucilieri, per aiutare il mio alleato che si ritrova in difficoltà. Come potete vedere, le sue unità si ritrovano in difficoltà perché il nemico continua a far fuoco incessantemente con le sue unità di fanteria orso rosso, una unità di fanteria di marina con un'abilità di ricarica molto particolare, 94 punti, abbastanza elevata, un'altra fanteria orso nero che si sta avvicinando e ovviamente il generale fuciliere. Per quanto riguarda l'unità di corpo a corpo, dispone di un'unità di Shojitai che si scontrano direttamente contro la fanteria orso nero, e potete ben sapere che un fucile contro una spada nel corpo a corpo non è particolarmente efficace, quindi il mio alleato si ritrova in netta difficoltà. Infatti ci sono anche delle unità di cavalleria che stanno cercando di raggirarlo, come potete ben vedere, 3 unità di Kikoyari più una cavalleria con carabina, i famosi cavalieri con fucile, e quindi devo arrivare nella maniera più rapida possibile per evitare un'imminente sconfitta.
Mentre alcune unità si sono ravvivate a tornare, come potete vedere delle unità di Shojitai stanno cercando di rientrare in partita, cercando di conquistare il dojo degli spadaccini, che come ricordo disponiamo anche all'interno il santuario, che è un elemento fondamentale e ovviamente è uno degli elementi più importanti da prendere all'interno di questa mappa, che aumenta il morale di tutte le unità. Così vediamo un po' che ancora vediamo un po', un'imboscata. Le unità ormai sono state coinvolte in questa imboscata, infatti le unità di Shojitai si ritrovano in leggero vantaggio, nonostante tutte queste unità che si ritrovano contro esse. Potete vedere il loro potenziale, soprattutto nel corpo a corpo. E inoltre possiamo dare un'occhiata alle mie unità di cavalleria che stanno andando a catturare i cannoni nemici, anche se dispongono di ancora qualche proiettile che può dare davvero fastidio. Inoltre il nemico dispone della polizia di Kyoto e dei lancieri di leva, dei lancieri che stanno cercando di intrattenere il mio alleato, e inoltre ed ecco lo scontro con la cavalleria nemica, lo scontro dei cavalieri nemici contro quelli del mio alleato e la cavalleria con carabina che continua a supportare le unità. Quindi devo intervenire nella maniera più rapida per dare una mano al mio alleato. Ed ecco l'imboscata che ci parlava tanto il nostro vice. Ecco qua un'unità di fanteria orso rosso che si aggira all'interno di queste foreste, e immediatamente i miei Shojitai, ben 50 uomini, cercano di affrontare questo centinaio di uomini direttamente con le loro spade. E così ecco alcune fanterie di orso nero che arrivano direttamente alle unità della polizia di Kyoto e cercano di colpirle dai lati. Ma ecco che finalmente arriva la cavalleria da dietro la collina, la salvezza per il mio alleato, che come potete vedere la cavalleria della guardia dello Shogun attacca direttamente il generale con una carica spaventosa di 30 punti, quindi è riuscita davvero in una carica sola a distruggere 20 uomini, come avete potuto ben vedere. E adesso le altre unità di cavalleria rimanenti cercano di attaccare questa polizia di Kyoto e lancieri di leva. Non dite, guardate un po' la cavalleria direttamente sui lancieri, perché si ritrovano di spalle, quindi la cavalleria contro i lancieri non è particolarmente efficace, ma nel momento in cui si ritrovano di spalle può essere sempre una salvaguardia. Così potete vedere che ormai la cavalleria del mio alleato è stata sconfitta direttamente da questa cavalleria con carabina, perché ragazzi nel momento in cui si cerca di ottenere una sorta di tattica con la cavalleria, nel momento in cui si scelgono due cavallerie diciamo da corpo a corpo e una cavalleria da copertura, quindi una cavalleria con fucile, nel momento in cui le cavallerie si scontrano e la cavalleria con carabina si ritrova nelle retrovie, può fornire un ottimo fuoco di copertura e come potete ben vedere è riuscita a distruggere nettamente 90 uomini e quindi a far fuori direttamente le cavallerie mentre erano impegnate nel corpo a corpo. Il mio alleato è riuscito ad avvicinarsi all'interno del santuario per cercare di ottenere quindi un po' di conforto con le sue unità di arcieri che cercano insistentemente di far fuori questa cavalleria con carabina, mentre i miei Shojitai, ovvero questi fantastici macellai che ormai sono riusciti a distruggere, potete ben vedere, 204 uomini, solo questa unità di circa 150 uomini, adesso non ricordo particolarmente, continuano a tenere occupato il nemico. E così adesso ormai anche la cavalleria con carabine è stata mandata via, soprattutto dalle frecce infuocate del mio alleato, e adesso ecco anche la fanteria orso nero che inizia a far fuoco. Potete ben vedere, non è attivato il fuoco inginocchiato, il fronte inginocchiato, perché ancora non è disponibile alle mie unità. È un'abilità davvero molto importante che può essere sbloccata solo a livello 9. Comunque se la stanno cavando molto bene, sono riusciti a distruggere gran parte dell'esercito. Vediamo un po' quello che succede qua su, ed ecco ancora una mia cavalleria, la cavalleria della guardia dello Shogun, che cerca di raggirare il nemico. Vediamo un po', ecco qua ritroviamo ancora della fanteria orso nero che continua a far fuoco sul mio alleato. Guardate un po' quello che ritroviamo sul campo di battaglia, una vera e propria distruzione. Eccoci qui. Il nostro vice continua ad affermare che il nostro povero alleato è un codardo, comunque è stato colpito direttamente dalle cavallerie nelle retrovie, ed è molto davvero è un fattore molto difficile da affrontare. Comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene, utilizzando quindi una sorta di fuoco cooperativo. Stiamo distruggendo questa fanteria orso nero che ormai è andata in rotta. Vediamo un po', disponiamo ancora di un'unità di fanteria orso nero che si sta posizionando direttamente sul guado, pronti ad affrontare questa maledetta unità di fanteria orso rosso che si sta avvicinando. Ok, vediamo un po' quello che ritroviamo. Gli arcieri, ragazzi, stanno utilizzando le loro frecce per coprire le nostre unità. Infatti si ritrovano nelle retrovie, visto che dispongono di una portata nettamente superiore. Come potete ben vedere, dispongono di 150 di portata rispetto ai 125 soliti delle unità da tiro. Quindi se usate in maniera corretta possono essere davvero efficaci. Vediamo un po', ormai il nemico non ha più nessuna possibilità di vincere contro le nostre unità, che sono state fondamentali all'interno di questo scontro. Potete ben vedere che ormai rimane l'unica unità, ovvero la fanteria di marina, che ormai è stata anche colpita dalle unità di archi. Come potete vedere
mentre le frecce continuano insistenti a cadere giù sulle loro testine, e quindi iniziano a perdere anche punti di morale. Quindi siamo riusciti a ottenere un'ottima vittoria all'interno di questa. In ogni modo, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda il video che ho caricato diverse ore fa, per quanto riguarda l'osservazione dei 3 titoli Ubisoft, dei 2 titoli Ubisoft e del titolo Electronic Arts. Fatemi sapere se volete vedere altri gameplay, ovvero per quanto riguarda altre tipologie, di cosa ne pensate. Quindi vi invito a lasciare un commento, un parere e quindi un'opinione su quel gameplay. Ciao a tutti, ragazzi.